Rovigo, Vercelli, Vicenza, no, su Verona arrivano per tutti e ognuno ha i suoi 40. 300 profughi in tutto il Veneto, 40 per ogni provincia. Il primo volo da Lampedusa è già atterrato al Catullo di Verona alle 14 con un gruppo di eritrei diretti in altre regioni del nord. Il volo tutto Veneto è atteso invece per la serata. Non sappiamo nulla, noi quando apriremo il pacco a Verona scopriremo cosa abbiamo. La notizia ha messo in allerta anche la Lega Nord, in presidio di protesta da stamane ai loro gazebo. A Treviso i profughi arriveranno per la mezzanotte, ma in prefettura si sta cercando di trovare loro una sistemazione già da ieri sera e fin da subito è sfumata l'opzione alberghi. Da ieri sera che siamo alla ricerca, speriamo di trovare intanto una soluzione temporanea per almeno potergli mettere qualcosa sulla testa stasera e poi vediamo che succede. Cerchiamo una soluzione, ai miracoli ci stiamo attrezzando. Già un miracolo, perché il prefetto aveva avvertito il ministero che nel Trevigiano non c'erano strutture pronte all'accoglienza, ma l'interno ha proceduto comunque. La pausa caffè è finita. E il vertice è continuato fino al primo pomeriggio, quando si è trovata la soluzione tampone. I 40 profughi saranno alloggiati in tende, ospitati da alcune parrocchie della provincia. Il lavoro però non si conclude qui, perché per la prossima settimana si attende l'arrivo di altri 40 stranieri.